Il Cesenatico, fanalino di coda della classifica, sarà l'avversario di domani del Matera per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C2. La squadra romagnola, a causa del maltempo, ha dovuto saltare i due turni precedenti, di cui uno casalingo contro il Ravenna e l'altro esterno sul campo del Sassuolo, per cui la sua posizione in graduatoria potrebbe migliorare, anche se le prestazioni offerte sinora dalla formazione di Chierici sembrano giustificare il posto attualmente occupato. Sul campo amico il Cesenatico ha disputato 9 incontri, ottenendo 4 vittorie e 5 sconfitte. Dal Moretti sono uscite battute Andria, Sassuolo, Francavilla e Forlì. Sono uscite invece vittoriose Maceratese, Martina, Galatina, Civitanovese e Teramo. Il Cesenatico non vince in casa dal 10 novembre 1985. Sta ora al Matera dell'insegnante elementare Giovanni Conticchio, privo degli squalificati Bonanni e Bertoia, cercare di prolungare il periodo magro casalingo dei romagnoli. Il compito non dovrebbe essere molto difficile, visto che la vittoria conquistata domenica scorsa contro il temibile Francavilla ha rilanciato i biancazzurri verso posizioni di classifica più tranquille e soprattutto ha fatto acquistare alla squadra maggiore fiducia. Inoltre l'incontro con il Cesenatico precede di una giornata l'atteso derby lucano contro il Potenza, per cui un risultato utile sul campo romagnolo gioverebbe molto al morale della squadra, in attesa di riscattarsi contro i cugini potentini dell'1-0 subito nell'andata, risultato che determinò la prima sconfitta della stagione e l'inizio di un lungo digiuno di punti in campo esterno, interrotto solo dal pareggio conquistato a Forlì nella 12ª giornata. Nel turno di andata Matera e Cesenatico pareggiarono per 1-1, con reti di Bertoia e Cassiani. La partita è stata affidata all'arbitro Guida Rutillo di Palermo.